Cari amici della Via Presepi, ben ritrovati, Natale è passato, Santo Stefano pure, ci avviciniamo a falcate veloci verso il 2026. Per ora però restiamo nel territorio trevigiano, stiamo visitando i presepi per voi, siamo a Cairano San Marco e siamo al centro del paese, siamo nel presepe artistico che viene costruito dalla Proloco. Con noi abbiamo il presidente della Proloco e i tantissimi volontari. Ciao Giuseppe, Luigi. ben ritrovato, buon Natale a tutti ragazzi. Si parte con una novità, però io con te quest'anno voglio partire dal contrario. Partiamo dai ringraziamenti verso una persona che non c'è più. Sì, beh, indubbiamente dobbiamo partire ringraziando il nostro amico Mario, che è venuto a mancare, dove abbiamo fatto anche una dedica, che era quello che lui portava scritto indelebile nel braccio. Lo ricordiamo soprattutto perché l'idea della grotta era nata da lui qualche giorno prima che venisse a mancare, quindi posso dire intanto grazie Mario. Giuseppe, raccontaci un attimino effettivamente questa grotta, come si è sviluppata e cosa ci rappresenta, a parte la natività naturalmente. Ma per noi è sempre un emblema, perché partiamo dal nulla e idee ce ne sono, tutto improvvisato. Quindi capisci che partire e fare una grotta così è improvvisata, però nell'insieme riusciamo ogni anno a stupirci e a stupire chi passa a vederla. Poco fa infatti parlavo con alcuni passanti, l'affluenza è stata importante, nel senso che essendo all'aperto e visitabile 24 ore su 24 la gente si ferma, l'ammira. Sì, è un presepe un po' particolare, intanto lo visiti 24 ore su 24, è in centro del paese, è a grandezza naturale, quindi è una cosa un po' diversa dal solito. Certo non è il presepio che facevamo tanti anni fa, però cerchiamo di mantenere le tradizioni e la tradizione di poterlo fare. Un augurio a tutti i ragazzi qui, perché comunque è anche un ringraziamento, perché è ringraziamento indubbiamente ai ragazzi, anche perché qua siamo sempre in tanti quando è ora, però quando serve, però l'importante è che il gruppo ci sia. Posso solo ringraziarli, ringrazio tutti quelli che hanno potuto in qualche modo darci qualcosa e grazie soprattutto a te Luigi che ci valorizzi quello che riusciamo a fare. grazie a tutti voi, noi vi auguriamo buone feste. Fino a quando è visitabile per esempio qui a Cairano? Fino a metà gennaio. Quindi avete capito bene, se passate per Cairano andando a far spese o andando a trovare i parenti, portate i bambini in centro a Cairano San Marco, perché il loro sorriso è la benzina migliore per far sì che questi volontari continuino a fare le loro opere di presepe e di manifestazioni. Noi vi diamo appuntamento domani 30 dicembre, naturalmente saremo in altri bei presepi come questo e vi auguriamo buone feste con tutti i ragazzi e volontari qui della Proloco. Buone feste a tutti e ci vediamo. Ciao a tutti e buone feste, vi aspettiamo.